Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi. Ci sono delle persone in Nigeria che mi volevano uccidere e per questo sono scappato. In Nigeria cosa facevi? Lavoravo e studiavo. Che cosa facevi? Cosa studiavi? Studiavo politico. E cosa vorresti fare da grande? Da grande vorrei diventare un politico qua in Italia. Sì, a me piace molto aiutare gli altri, sì, per questo voglio studiare il politico. Conosco PD, 5 Stelle di Salvini, però sto seguendo Salvini su Facebook, ascolto sempre lui. Ma ti piace cosa dice? A me non mi piace, non mi piace perché parla spesso di immigranti, perché secondo me lui non sa come sentiamo noi immigranti. Mi trovo molto bene, mi trovo benissimo, soprattutto ho fiducia di italiano, sì, ho fiducia, per questo voglio rimanere qua in Italia. Da quanto sei in Italia? 8 mesi. Oggi hai passato l'esame di terza media? Sì, sì, sì. Quindi potrai partecipare, potrai frequentare la terza media? Sì. Nel tuo paese, in Nigeria, cosa facevi? Parrucchiere, E vuoi fare la parrucchiera anche qui? anche pasticcere. Ti piace stare in Italia, vuoi rimanere qui? Sì, sono contenta in Italia. Questa festa è stata voluta dai ragazzi e l'abbiamo condivisa in equipe e poi ci abbiamo lavorato proprio perché è un momento di ringraziamento per tutti quelli che in questi anni di lavoro con loro ci hanno dato una mano, una parola, uno sguardo, anche un semplice sorriso. Questo modo per ringraziare tutte queste persone che ci hanno incontrato e anche per intrecciare relazioni perché è fondamentale la rete. Ho chiesto se avevano bisogno e ho cominciato la mia esperienza eccezionale. Io gli insegno l'italiano, la matematica ai ragazzi. Un ragazzo è andato, Roberts, ha fatto l'esame di terza media, ha frequentato mezzo anno di terza media, adesso qua a ottobre ricomincerà l'altro mezzo anno. Spero che andrà a buon fine, insomma. Mi sono laureato a marzo e ho deciso di dare il mio contributo un po', insomma, 2 mesi dopo la laurea ed è stato bellissimo, nel senso ho imparato io tantissime cose, anche alla fine le ragazze hanno imparato molto e oggi è una giornata speciale per loro perché alla fine hanno avuto questo traguardo dell'esame di terza media, sono riuscito. Io in realtà devo dire che è stato insomma, un mutuo scambio di conoscenze e competenze. Da loro ho imparato tanto la pazienza. Il ragionamento che ha fatto il CDA è perché l'accoglienza diffusa ci dava proprio la possibilità di fare un'attività sostanzialmente tipica delle cooperative sociali, che è un lavoro di comunità sostanzialmente. Visti i risultati, secondo me, insomma, abbiamo avuto ragione, ecco, rispetto a questa tipologia di servizi che è stata difficile sicuramente la gestione, insomma, non è stato facile perché noi venivamo da altri tipi di realtà, di servizi, però diciamo che almeno i numeri che abbiamo sono molto buoni, insomma, quindi, e anche vediamo la partecipazione di tutta la comunità. Abbiamo accettato all'interno di quest'area la sfida dei richiedenti protezione internazionale
con l'intento di andare a lavorare con una fascia diversa rispetto a quella, un target diverso rispetto a quello del quale ci occupavamo prima, cercando di metterci alla prova, perché chiaramente quando si fa sempre il proprio mestiere ci piace e cerchiamo di farlo sempre al meglio, però accogliere sfide nuove aiuta. Insomma, un po' la domanda che ci siamo poste fin dall'inizio è queste persone vivono in una sorta di limbo del loro percorso storico, attraverso un percorso migratorio che non sempre è a noi conosciuto, non sempre viene raccontato pienamente e forse neanche loro completamente consapevoli, e riuscire a dare a loro, oltre al vitto, alloggio, le cure mediche di cui hanno bisogno, un senso, proprio perché i tempi di attesa sono stati, soprattutto in un primo periodo, importanti. Un servizio nato nel 2015, a dicembre del 2015, con la prima accoglienza nella casetta dei Canossiani a Conselve, e poi allargato nel maggio del 2017 con le ragazze a Olmo di Bagnoli. È un servizio molto particolare perché per noi è stata una grande sfida inizialmente, ma devo dire che è stato anche ricco di soddisfazioni perché ci ha permesso di conoscere anche meglio questo territorio. Paradossalmente, anche se abbiamo accolto degli stranieri, in realtà questo ci ha permesso di conoscere anche i nostri vicini di casa, perché abbiamo lavorato molto con il territorio, abbiamo attivato moltissime risorse del territorio che a vario titolo hanno collaborato con noi. Il senso della festa di questa sera è soprattutto quella di radunare tutte le persone che ci sono state vicine in questo periodo, di farci conoscere anche per chi non ha avuto questa occasione di conoscere questi ragazzi e ragazze che vengono dal Nigeria, dal Bangladesh, dal Pakistan, dalla Sierra Leone, dalla Costa d'Avorio. Quindi il nostro lavoro è proprio quello di rendere più possibile umano questo momento e far vedere che effettivamente non sono solo un problema, ma sono soprattutto una risorsa per il territorio. Alcuni di loro, anzi tanti di loro, fanno volontariato in parrocchia, alcuni di loro hanno fatto anche l'aiuto animatori del GREST, e stiamo cercando anche di capire quanto altro possono essere utili per noi per